Coach Ale Bertolucci, missione compiuta, non era semplice, non era scontato contro una squadra che ha difeso ad oltranza, una scelta tattica rispettabile, però ci vuole tanta pazienza, ci vuole lucidità e bisogna anche saper cogliere il momento propizio. Sì, abbiamo fatto una partita intelligente, non abbiamo avuto fretta, non ci siamo fatti prendere dall'agitazione che queste partite qui a volte te la può portare. E sapevamo che era una partita o la sbloccavi nei primi 7-8 minuti o se no andava un po' trascinando. E poi come l'abbiamo sbloccata lì a 5 minuti alla fine del primo tempo, mi sembra, dopo il secondo tempo insomma penso che abbiamo fatto un'ottima gara. I dati positivi sono anche un clean sheet a cui va dato merito all'attenzione difensiva della squadra, a Mattia Verona che si fa trovare pronto quando è il momento e quindi è l'atteggiamento di una squadra matura e fa ben sperare anche per il proseguo della stagione. Ma guarda, gli ho fatto complimenti ora nello spogliatoio, è vero che abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, specialmente nella metà del secondo tempo, potevamo prendere il largo, però gli ho detto che abbiamo compensato poi con la grande determinazione nella fase difensiva e con un Mattia veramente concentrato, nelle occasioni che hanno avuto il Novara è sempre stato presente, un clean sheet che fa morale. Sono contento perché lo spogliatoio è sano e si vede anche da questi cambi che facciamo per far riposare un giocatore, far riposare il portiere, insomma c'è molta professionalità e questo qui è una cosa che si riflette anche un po' in pista. E adesso a Forte dei Marmi, altra pista difficile perché siamo nel girone di ritorno e chi è in bagarre salvezza non dà il 101%, di più, quindi bisogna andare con elmetto, baionetta e non aver cali di tensione, mai. No, non ci sono partite che pensi che siano facili, ok? Abbiamo avuto un po' di difficoltà anche a Castiglione il primo tempo per sbloccarla, quindi sabato a Forte dei Marmi sicuramente sarà una partita difficile, dovremmo stare super attenti perché hanno un paio di giocatori di grande qualità e hanno un portiere che tuttora fa la differenza nel campionato italiano, quindi sarà una partita dura dove ci dobbiamo preparare tutta la settimana al meglio.